In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Maria Ausiliatrice ci prende per mano e ci conduce sani e salvi alla meta della nostra vita. Portare noi stessi, la nostra vita, le persone a noi più care, i vostri figli, gli ammalati, ai piedi dell'altare, essendo noi Chiesa, corpo mistico di Cristo e anche fratelli più deboli che non credono e non amano. Don Bosco affida a Maria i suoi ragazzi e i primi salesiani, educandoli alla pratica di una carità sincera e concreta. Il 26 gennaio del 1854, primo giorno del Triduo in preparazione alla festa di San Francesco di Sales, Don Bosco chiama nella sua camera Michele Rua e 2 studenti, fra cui Giovanni Cagliero. Il giovane Michele così ricorda quell'incontro. Ci venne proposto di fare, con l'aiuto del Signore di San Francesco di Sales, una prova di esercizio pratico della carità verso il prossimo, per venirne poi ad una promessa e di farne un voto al Signore. Data al sera fu posto il nome di Salesiani a coloro che si proposero e proporranno tale esercizio. L'occasione di dare prova pratica di carità si presenta nell'estate seguente, quando a Torino scoppia il colera. Il 21 luglio del 1854, un manifesto del sindaco affisso agli angoli delle strade di Torino annuncia le norme igieniche da osservare nelle case, nei laboratori e nelle botteghe. Si costruiscono ospedali speciali, detti lazzaretti, per isolare i malati. Gli abitanti di Valdocco apprendono che il comune avrebbe allestito per questo scopo un immenso capannone in Borgo d'Ora. Don Bosco non si limita a difendere la sua opera contro un pericoloso flagello. Il municipio cerca infermieri volontari. Chi vuole andare ad assistere i colerosi al lazzaretto e nelle case private? Chiede un giorno ai suoi ragazzi. Una quarantina dei più grandi rispondono all'invito. Ci manca la lista completa, ma sappiamo che tra quelli c'è sicuramente il 17enne Rua, il 16enne Cagliero e il 14enne Anfossi. Il giovane Michele Rua è uno dei primi a presentarsi e vi si impegna corpo e anima. Don Bosco dà istruzioni pratiche ai suoi giovani infermieri. Comincia così un'esperienza del tutto nuova per il chierico Michele Rua. L'Armonia, un giornale del tempo, dedicherà ai giovani dell'oratorio un passaggio della cronaca della carità del clero in tempo di colera. Animati dallo spirito del loro padre più che superiore, Don Bosco, si accostano coraggiosamente ai colerosi, ispirando loro coraggio e fiducia, non solo con le parole, ma con i fatti, pigliandoli per le mani, facendo le frizioni senza manifestare il minimo orrore e paura. Anzi, entrati in casa di un coleroso, si volgono subito alle persone spaventate, confortandole a ritirarsi se hanno paura, mentre essi adempiono tutto ciò che serve. Con la scomparsa del morbo, la sua esperienza non terminò, in quanto Don Bosco formò una sezione a parte per una ventina di orfanelli e nei loro confronti Michele Rua ebbe largo campo di esercitare la sua carità operosa. Finalmente, l'8 dicembre, tutto l'oratorio cantò un Te Deum di ringraziamento perché in casa il contagio non aveva fatto vittime. Era un grande giorno. A Roma, Papa Pio IX definiva verità dogmatica l'Immacolata Concezione della Madre di Dio. A lei Don Bosco affidò se stesso e tutti i suoi ragazzi e i salesiani. Impegno. Viviamo qualche opera di misericordia, sia corporale che spirituale. Atto di affidamento. O Maria Ausiliatrice, come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell'oratorio di Valdocco in occasione del colera, anche noi, in un momento colpito
dall'epidemia del coronavirus, vogliamo, come famiglia salesiana, esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostiene i medici e gli operatori sanitari. Aiuta, Madre, a tutti i membri della società e i governanti. Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia. Soprattutto rinnova in ciascuno di noi, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, la fede nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto. Facendo nostre le parole di Don Bosco, ti diciamo: O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.